E fanno la colazione col nonno, mi parla di struzzi, fame, freddo, paura, de una vita demonia. Ma con fede, coraggio e lavoro, col parla far finché il si insonnia. E adesso contenti cantiamo in fondo della colonia. Sto in colonia, par quella canto così, mi ricordo tutti di le struzie che go passa. Me go criata con a, dormia in qualche paio, de mangiar poco de bon es quasi sempre misurar. Come le vea la mattina, preghe al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a lei la salera che boia, pareggia la nonna la polenta brustolada. E con nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fe un cimarrón, se sentia sotto ose che preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. E qual italiano che non l'ha passata stretta, sempre de pie par terra, de no rosar capoeira, o sapar sotto il vignal. Vengo criessimo un cavallo, e andava sempre al molin, non poteva mancar vin, né farina, acqua e sal. Come le vea la mattina, preghe al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a legna la salera che boia, pareggia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fe un cimarrón, se sentia sotto ose che il preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Se vos levai a polenta estropada, e na volta de Uarar, del giaronetto de arriva, sbaia e viene il cane viva, e davanti un coniglio. Lo svira con l'occhio dritto, che go in piomba una sassata, go in pianta via una magnata, con polenta e toccio fisso. Come le vea la mattina, preghe al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a legna la salera che boia, pareggia la nonna la polenta brustolada. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fe un cimarrón, se sentia sotto ose che preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Quel tempo là qualche tipo di carne c'era una festa, mia vero? Stavo in casa di Amorosa, apri una pianta go pisa, nava mega beca, Maria Santa che paura. Alla sta proprio una bravura, la rento dell'ospedal, dottor Paolo tira il mal, ma da se fuori de misura. Come le vea la mattina, preghe al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a legna la salera che boia, pareggia la nonna la polenta brustolada. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fe un cimarrón, se sentia sotto ose che preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Pepe feu la prima volta in casa di Amorosa, Maria Santa quanta vergogna! Bisogna tenere conto, dice ai nostri migranti, in tola che n'era tanti, tante volte pan e bagna. Chi spara a gatta magna, proverbio de sparagnoni,
polizia, del fogão a lenha, la salera che boia, parecchia la nonna, la polenta brustolata. E col nonno leve azul, chapea l'acqua calda e se feia un cimarrão. Se sentia sotto ose che il preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! Me dá! Toma! A minha vez! Não é nada! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. O Edgar Maróstica que você já conhece de uma forma que você nunca viu. Criamos o nosso site para que você possa acompanhar a cultura italiana de onde estiver. Nosso site é responsivo, assim você acessa quando, onde e como quiser. Humor, cultura e informações em poucos cliques. Faça parte, de forma simples e rápida. Você colabora com essa história? Acesse edgarmarostica.com.br e aproveite!
quando nel cielo cominci a brillare la stella di pace, ci invita a cantare. È nato Gesù. È nato Gesù. C'est Natal. E questo anno, come tutti gli anni, si rinasce. E anche viene a mente di come c'era il Natal di sti anni. È questa l'idea di passarvi a voi altri. Ai 24 di dicembre, parenti, amici, vicini, famiglie, tutti va alla chiesa, che è la gran messa della notte più bella del Santo Natale. Quando arriva la sera del momento tanto aspettato, de noi altri tosatei, della famiglia intera, si mangia tutti insieme, tutti in silenzio, tutti zitti, bei che concentrai, con aspettativa grandissima di andare in paese. Che se la suppa del gal, chi va a piedi, chi va a cavallo, chi va a carretta, tutti va al paese, tutti parte contenti e va. Una ora di viaggio, chissà anche di più. Se ride, se scherza, se canta cantate, ma se ha sempre la buona intenzione di andare alla chiesa, basare il bambino, vedere Giuseppe, vedere Maria, ascoltare le belle parole del prete, cattarsi con gli amici, è un momento tutto quanto speciale. Via per le stradelle a colpi anche brutte, e avanti, e quando che si arriva al paese, quando che si vede il chiaro delle luci, è un momento specialissimo. Mi fa venire in mente come se fossi i giorni di Ancoi, intorno di 8 chilometri per arrivare in paese, quando si arriva in cima al monte di Adodese, che se vedeva le luci della città e a casa neanche luce non si aveva, era una cosa straordinaria che a nostra testa non era buona di capire da dove che veniva questa luce, come che c'era la luce. Non altri costumai, coi ciaretti, con le candele, col petrolio. Adesso sì, tutti in piazza, e si parecchia per andare dentro in chiesa. È un momento di tanta fede, è un momento di devozione, è un momento che tanta vergogna se ha di andare dentro a chiesa. Lodar coi fiori, con tante candele, frati in terzio, con vestiti dorate, i canti dei corai, le persone ben vestite, il profumo delle donne, è una cosa che commuove qualche tosatello, qualche persona quando che va in chiesa. È qualcosa di differente che fa venire in mente quegli anni là, la fede e la devozione, l'aspettativa del Natale, del Babbo Noel, la messa del Gal, è una grande festa, o sì è la più grande festa di tutte le feste. È un vero paradiso. Sentire un frate che parla a rento in chiesa, tutto è citto, tutto è concentrazione da ascoltare, che belle parole. I preti, i frati, che parla, che parole belle mai sentie. Intanto te guardi, desbrision, e il bambino Gesù, e il presepio con luce che non ho mai visto e neanche non ho idea di dove che viene. Quelle belle figure, Madonna, Giuseppe, le bestiolette, i pastori, i re, la grippia,
lodando al Signor Bambin Gesù, tutto per questo. Ti ascolti cantare il Gloria in Excelsis, e il Magnifica notte, te vidi le luci, te senti l'incenso, il profumo, te piandi, sì, te piandi, ma anche te ridi. Che bello, ma è proprio bello. E tornando a casa de notte con l'anima pura, contenti che mai, con gli angeli del cielo, con le stelle del cielo, col chiaro della luna, cantando il Gloria, ricordando cosa che i preti, i frati ga parlà. C'è una pace fra gli uomini e fra le persone, perché in chiesa la concentrazione, la devozione, la era tanto grande. Le stelle dell'alba, le stelle dei re, saluta i fedeli, saluta Gesù, e tutti se saludai, tutti e salvi, perché è il Natale, perché è festa, e la è la più grande festa di tutte le feste. Buonasera, siamo arrivati col nostro filo italiano parlando del Natale. Siamo a Serafina Correa, siamo a Serra Gauscia Rio Grande do Sul, chiamo Edgar Locatelli Marostica, e avevamo anche di parlare che avevamo una serata bellissima con tante sonate, tanti scherzi, ride, ricordare il Natale di sti anni, che se la paloma, la miqui e la mari, che se becche postai qua le gacciapà la piova per strada, qua Serafina che piove stuggeri, e anche ancoi, benedito Dio, e San Piero anche che ha molato acqua. Cucagna scuola d'italiano, accentuazione, monosillabe, con la maestrina, la Loremi Loregian, Pencal, che avevamo cognomi, che avevamo partecipazione del presidente della Sodita, Juvenal Dal Castel, presidente della Coperlate, Nelson Pavoni, poema con la Luisa Marsaro Reolon, Sora e il Natale, cantemo, ridemo, scherzemo, mangiamo, bevemo e se appassemo in nome dei nostri patrocinatori, qui che da forza Adilnet, provvedore di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, passa da banda da me casa e noi arriviamo a casa vostra. Bei che mai ha, no tanto così, ma infatti che avevamo anche la Migi Plus, che era son per tutte quante le bestie sane, bestie belle, ecco, qualche bestia, qualche specie di bestia, che era son i supplementi Migi Plus, fate clienti anche a ti sparagna che non star là a tribulare. Che avevamo Basso Pancotte, distribuidora di meglio stivai del Brasile, ecco, Baspan, super leve e ultra leve, stega mia che stivai qua il prossimo paro, ciappa di questa marca qua, va bene? Della Baspan, Basso Pancotte. Polivalente, supermercato che tiene un conceito di essere un mercato da famiglia, di Santa Rosa, grandissimo che mai. E a Serafina Correa, supermercato Vittoria. Vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe, come anche abbiamo Stasera, come è l'ultimo filo dell'anno, devo sciopare diverse spumante della Oremus, campionissima questa qua, no? Buonissima che mai, stasera beviamo spumante, no? Abbiamo anche la Pian Alimento, la son parcan gatti e pesci con altissima qualità e alta conversione, modello penai di Bento Gonçalves, la da terra vostra, da famiglia c'è con qualche bitola di penei che ti occorre fuori di strada, agricola, parfrotte, Bridgestone, Firestone, sportivi, industriali, ecco, qualche peneo che ti immagini l'orilai, loga, patrole, di tutto, no? Va bene? Modello penei, telefono 34556500, va bene? Vinicola Vanni Su, de Flores da Cunha, il vin Bordeaux che noi altri beviamo qua, le della vinicola Vanni Sul. E abbiamo anche Loja Spaludo, un struconasso a tutta la famiglia, Paludo quando parlo famiglia, parlo tutti i collaboratori delle 7 loge che ne spagliai qua nella nostra regione. Sua moda, seu estilo, tem chinelo Coca-Cola, várias cores e modelos. Ecco, abbiamo anche camisetas femininas e masculinas. Blusas femininas e camisetas masculinas de R$ 39,99 até R$ 79,99. Camisetas masculinas Lee por R$ 99,99 à vista. Ecco, 10% de desconto.
Ou seja, melhor, 10 vezes sem juros. E tem mais, na Paludo, a cada R$250 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um vale compras de R$600, sorteio agora, dia 27 de dezembro. Presentei a pessoa especial, um amigo secreto, com vale presente Paludo. E a Paludo está trabalhando essa semana com horários diferenciados. Entre nas redes sociais, Loja Paludo, no Instagram, Facebook, e saiba os horários. Va bem? Mi chiamo Rento qua, Roger Trevisan e anche Marco Marsaro. Veni, passei Rento, ciao, guarda qua. Vedio, è il presepio, che bellissimo. Buonasera, buonasera, come va? Bene, Marco Marsaro, vieni Rento, vieni Rento, dai, buonasera qua. Buonasera a tutti quanti, chi si è a casa devo accompagnare un altro filò, mia vera, con piova. Ecco, a Camargo. È il meglio bambino del mondo. A Camargo con in altri 10. Opa. Sì, bene, in altri 10 mm. Migo mia, che misura? Buonasera. Mi e Marco avevamo mia che il mestiere che misura là, avevamo un stival baspan. Ah sì? Ecco, quando il stival è pieno è perché piovesta abbastanza. No, se le 43 mm. Eccolo, ecco, ci ho magari impiegato tante volte, Ah sì? Sì. E allora Marco? Sotto a Grandalona. Allora sì, ieri che ha tratto da un po' di teli, ma che sì, stai dato su, vento ha dato vento. Mi strana. Vento mi cammina 2 o 3 volte da sopra da strada, mi tornei a Drio Lume, me ne ancora, io mo briga, ma sono... Mico cattate 2 o 3 plantadere, trattori adesso devi piantare sotto a piova. Sotto a piova, ecco. Perché parsore da piova è complicato. Ah sì. E allora Marco! Che città vuoi dire? Che esiste sistema, né? Blumenau, Boa Esperança lá em Rolante, Porto Alegre, 13 de Maio, Guaporé, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Antagorda, Barrão do Cotegipe, Barra do Rio Azul, Serafina Correa, Arujá, Coronel Pilar, Marmeleiro, Marau, Porto Mauá, Roca Salles, Cordilheira Alta, Maravilha, Shoppingzinho e Água Doce. Va bene, Marco, ascolta, ancora fermo differente. Mico becca una frotola punta. Ah sì, becca per scommissiare. Becca, sol che prima di tutto volevo fargli un ringraziamento speciale a quelli da Barra do Rio Azul. E che chiama che aos barrienses? Barrienses? Será che è che morano Barra do Rio Azul e barriense? Adesso? Barelense. Bene, loro siamo stati là a vendere che avevamo fatto un bacan là e loro che ha fatto un filò natalino italiano, sta un spettacolo. I complimenti al sindaco, alle segreterie e al popolo di là. Con Coral, grupos da terceira idade, grupo Stella de Pietra. Si chiama Barazulense. Barazulense? Claro. Barazulense. Josiel. José. Ô, José! Ô, José! Choca mais, José! Aê! Ah, avevamo una retaguarda buona lì. Mi pensai che te eri te, quasi che te mi imbrogli. Allora ascolta, facciamo anche un chocaman al gruppo Stella de Pietra di Santa Catarina Ita, che c'era là chi ha suonato e tutto, chi ha fatto su un bacano. E il sindaco, come il nome? Marcello? Marcello Arruda. Marcello Arruda, proprio. Allora ringraziare al sindaco, ringraziare, che nome che vinse il sindaco? Maximino. Maximino Basso, proprio. A tutti i segretari là. Un struccone al segretario de obras che era vissuto il Paco amico Sidi. Devo vedere, guarda solo cosa che ha successo a Barra do Rio Azul. Vai lá! O Executivo Municipal de Barra do Rio Azul, de mãos dadas com a comunidade, promoveu o segundo filó natalino para evidenciar e valorizar a cultura italiana. O evento iniciou no fim da tarde de sexta-feira, em frente à Igreja Nossa Senhora Medianeira, com os munícipes engajados, vestidos a caráter, cantando músicas que destacavam a tradição e celebrando a vida. Em seguida, encaminhadas, seguiram até o Mirante São Miguel, onde foi feita uma reza italiana para que Deus continuasse abençoando os barrazulenses. Logo após, seguiram rumo ao centro de eventos, onde o cheiro da polenta brustolada aguçou o paladar de quem estava presente. Cada participante recebeu um prato com as comidas típicas da cultura.
além de prestigiar apresentações, piadas, música e muita alegria. É uma alegria para a Barra do Rio Azul realizar o segundo Filó natalino. Promovemos o primeiro lá no ano de 2019, 2020 tivemos que suspender em função da pandemia. E esse ano, de forma mais restrita, a população de Barra do Rio Azul está sendo muito bonito, muito alegre. O Filó natalino a gente resgatou e trouxe esse evento para o nosso município para valorizar realmente a família. Antigamente, os nossos antepassados, os nossos familiares se reuniam não tinham celular, não tinha televisão, o pessoal se reunia para contar história, contar piada, confraternizar e valorizar o bem mais precioso que a gente tem, que é a nossa família. Então o Filó natalino aqui de Barra do Rio Azul visa valorizar o que o nosso Natal prega, a família, os amigos, o momento de confraternizar, deixar o telefone de lado, porque é um momento especial. Então Barra do Rio Azul está muito alegre por receber a nossa população e a gente quer, no ano de 2022, voltando à normalidade 100%, poder abrir esse evento para toda a nossa região, que com certeza a gente fica feliz de receber todo o Alto Uruguai nesse evento que valoriza a cultura italiana, mas também aqui a gente tem alemães, poloneses. É um momento realmente de confraternizar e viver esse momento especial. O artista Edgar Maróstica abrilhantou a noite e revela se sentir muito feliz com a retomada dos eventos culturais. Nós artistas, nós da arte, da música, da piada, da brincadeira, do humor, né, do palco, para nós, eu até estava assim antes, um pouco tenso, né? Agora tá tudo bem, já subi no palco, tá tudo certo, né? Mas realmente é uma alegria muito grande e eu tô assim um pouco com medo, sabe? Uma insegurança, porque a expectativa de 2022 para mim ela é muito grande e a gente não tem essa certeza, né? Mas tô bem contente. Deixa um recadinho pro pessoal em italiano, então. Allora, dirgli a tutti quanti che è ora di non credere nella vita, nel nostro lavoro, nella pace, nella allegria, nel coraggio, nella fede, lavorare e tirarsi avanti sempre, va bene? Che spettacolo! Noi siamo di rivare! Fin mi resto bel qua in mezzo a queste cose. E mi vengo, mi vesto con le mani vuote, guarda. Una spumante Oremus per la Mari, una spumante Oremus per la Paloma e una spumante Oremus per la Miqui. Mi vuoi fare ciucca? Já pode estiocar? Já pode estiocar? Andiamo! Vuoi ringraziare a Renato Fante, a Renato Sandi e a Giulio Fante e a tutta la famiglia Fante, ecco, che loro sono i nostri patrocinadori fortissimi. Grazie, é muito boa esta, eu conheço já. E nello ingiassare metti al giasso che bisogna che scioppiamo una stasera, va bene? Posso metterle qua adesso? Sì. Come steo? Tutto pulito? Buonasera a tutti! Buonasera! Maraviglia, sì. Siamo tanti contenti di essere qua ancora. Ancora qua? Sì. E noi altri anche, abbiamo pensato in altri, vero? Ma continuiamo così finché il filò, che gente che assiste, che piace, noi continuiamo menando avanti. Chissà una ora di queste, noi andiamo a Bento farla con voi altri, va bene? Vuole essere? Giusto. Allora se presentiamo, qui che a casa, tanto noi sa. Mari. Buonasera, mi chiamo Mario Mussoi, sou lá de Antônio Prado, la città più italiana del Brasile. Va bene. E parla da tua famiglia, manda un saluto alla mamma, papà, che tua gente là, chi ti assiste lá? Eu não sei. A mãe, manda um abraço. Foi tão corrido que a gente não conseguiu. Minha mãe querida e minha família lá de Antônio Prado, que acho que todo mundo tá assistindo. E deve ter amigos de lá também que da outra vez ainda comentaram na live, provavelmente estão aí. Então pro pessoal de Antônio Prado, da Serra, muito obrigada. É nóis. Ascolta, là a Nova Padua, che nel via il prete Mussoi là? Sì. E lo tuo parente? No. No te sei, vero? No, non so, Pode ser que sim. Sì, può darsi che suppi avanti, Sì, vero? sì. Ecco. Paloma, buonasera! Buonasera a tutti. Ciao, che bel cappelletto che te ha! Come un tiro. Un tiro. Fa un tiro. Ah, va una schioppettata, Sì. andata a roba rua. Ainda bem que tinha um espaço aqui, né? Sì, Aí ciao, não- Pegou Salvaram-se todos. Va bene. E allora, parla da Paloma. Chi è a Paloma? Eu sou a Paloma Trevisan. É um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. Quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra todo mundo. O pessoal da Maria Fumaça também que tá assistindo a gente. Isso bem. aí.
Muitos grupos se apresentam na Maria Fumaça, né? Muitos. E acho que a maioria já veio aqui. Sim. Todos Nossos já vieram. amigos, é. Isso. Mi qui! Buonasera, ecco! Um estruconaço, o pessoal Senti, que está assistindo nós, e o Filota aliás. Pessoal de Bento Gonçalves, Paredão, lá não pega internet, mas a vizinhança deve estar assistindo. Aonde pega, deve estar assistindo. Pessoal da Nova Bassana, um beijo pra Ana, especialmente, e toda a turma que está aí na sintonia, né? Muito bem. Vamos abrir o nosso filó italiano? Andiamo. Eu posso pedir 2? Ecco. E allora Vamos fazer vai. um carreirado. Ecco. Giusto. Quell'uccellino su quella ramma, ciamala mammaralilalla, ciamala mammaralilalla, quell'uccellino su quella ramma, ciamala mammaralilalla, per farla male dimmi poi biondina come il vaia, quell'uccellina quell'uccellina, dimmi poi biondina come il vaia, quell'uccellina per farla male. Andiamo allora. Quella finestra, quell'uccellino sulla finestra, e lo fa festralilalla, e lo fa festralilalla, quell'uccellino sulla finestra, e lo fa festralilalla per farla male, dimmi poi biondina come il vaia, quell'uccellino dimmi poi biondina come il vaia, e l'uccellina lilla per farla quell'uccellino su quel boschetto, e lo fa che tralilalla, e lo fa che tralilalla, quell'uccellino su quel moschetto, e lo fa che tralilalla per farla morire, dimmi poi biondina come il vaia, quell'uccellino tralilalla, quell'uccellino tralilalla, dimmi poi biondina come il vaia, quell'uccellino tralilalla per farla morire. Quella carriola, quell'uccellino sulla carriola, e incantazione lillalla, incantazione lillalla, quell'uccellino sulla carriola, e incantazione lillalla per farla morire, dimmi poi biondina come il vaia, quell'uccellino lillalla, quell'uccellino lillalla, dimmi poi biondina come il vaia, quell'uccellino lillalla per farla morire. E l'allegria la vem dai giovani, e l'allegria la vem dai giovani, e l'allegria la vem dai giovani, ai no dei vecchi, dei marina. Ciribiribingo male festa, ciribiribingo si lavora, ciribiribingo l'amore sa, ciribiribin lei la trova, ciribiribingo male festa, ciribiribingo si lavora, ciribiribingo l'amore sa, ciribiribin lei la trova. E la perlute anda una messa, e la perlute anda una messa, e la perlute anda una messa, ai la che si sposa, ciribiribino male festa, ciribiribino si lavora, ciribiribino alla sa, ciribiribino lei la trova, ciribiribino male festa, ciribiribino si lavora, ciribiribino all'amore sa, ciribiribino lei la trova. Andiamo!
Lá fora piove, tirivirvim fa boio, boio. Ehi, gastraga fora secca, velho. Così assim. Che manda un saluto a quelli della Loggia Paludo. Opa, che lo che è la allora? Della Loggia Paludo. A Loggia Paludo adesso ha orario differenziato, vero? E ha vale presente. Ah, sì? Vale presente, amico segreto, famiglia, amoroso, papà, mamma. Prezzi speciali. Proprio, allora. Guarda qua, mostra che là, Roger. Guarda che qua. questa camiseta lì, Opa. de uomini, camiseta lì, masculina 99,99 e também na Paludo tem Cavaleira, Triton, Levis, essas marcas renomadas, na infinità de marche tecate de scarpe e roba, te a Paludo, va bene? E che sinelette là, guarda che bello. Opa, provare, guarda qua. Sinelle della Coca-Cola, la marca Coca-Cola, belle no? Ecco, va bene, ascolta, una è tua, opa, ecco, una è de mia? No. No? De José. Ah, de José? José, te che è una spumante qua e anche una de Marco, va bene? Giusto così? Siamo qua intanto. Intanto lascia là. Ecco. Ascolta, mica una frottola da contare. Allora, adesso, Sì. le ore. Ma vanti dire che stasera andiamo a mangiare dove? Grande Bico, Grande pizzeria. Bico! Ecco, a me Stasera pizza da Valtre Reggio. le... Si sconhece o Grande Bico? Oh, no, sì. Vamos de novo. Você conhece o Grande Bico? Aê, t'ho visto. Che venire a Serafina e non conoscere il Grande Bico è come andare a Roma e mi vedere il Papa. È proprio vero. Una cosa, Grande Proprio Bico, così. 35 anni, metti su là, Josiel, la propaganda do Grande Bico, Opa. da stasera andiamo a mangiare ambiente amplo, adequado e familiar, mais de 60 Aralacho. sabores de pizzas, drinks, vinhos, adega nacional e importada, aberto de terça a domingo e também na teleentrega. A pizza do Grande Bico, ela é realmente diferenciada. Desejo a todos Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos os seus clientes, visitantes de Serafina, viajantes, vendedores, quem vem a passeio, quem vem fazer turismo a Serafina, não pode deixar de conhecer o Grão de Bico. Essa é uma pizzaria que está há 35 anos atendendo todos os visitantes serafinenses região. Um saluto ao Beto, a Elisa, Afonso, Caetano e a todos os seus colaboradores, va bem? Ecco, Pizzaria Grão de Bico, ambiente amplo, adequado e familiar. E hoje à noite nós vamos levar as meninas lá para provar a pizza do Grão de Bico. A famosa pizza do Grão. Vão conhecer o Grão hoje? Ah, Miquim não conhece? Não conhece? E para quem não come carne também tem pizza especial. Gostou? Isso. Va bene. Volevo anche dire che il giorno 28 adesso e il giorno 4 di gennaio e i giorni 1 e 8 di marzo faremo mia live per fare un mese, 4 marti è un mese di ferie anche per noi, va bene? Ferie collettive? Sì. No, nessun lavoro qui. Allora, giorno 28, adesso marti, all'ultimo marti dell'anno e il primo marti. Ecco, l'ultimo e il primo di gennaio Gavemo mia live. Noi torniamo il giorno 11 di gennaio. Nantri femo mia il filò, ma altri che si casa potete farlo. Potete farlo? Proprio. Mia vera. Ecco. Ascolta, giorno 8 di gennaio, che casca al sabato, a scommessi alle 9:30, Festival do Shopping Arvorezinha, quer dizer, da 26ª edição pelo Motoclube de Arvorezinha. Vediamo? Emma Trosciaco. Vai! Viva Oktoberfest! Pop, 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 pop. Um barril de chope! Aê! Muito chope e dança, roda o clipe aí! Vem aí!
36º Festival do Chopp. Dia 8 de janeiro, no Ginásio de Esportes de Arvorezinha. Inédito. Início do festival 9h30 da noite. Término somente no outro dia. Na animação do festival, Avanir Portela e os guris. Cleiton Borges, EJM e banda. E fechando o festival, a sensacional banda Alma Nova. Minha loucura foi acreditar que meu amor bastava pra te segurar. Atenção, Chopp Brahma. Adquira seu ingresso antecipado nos pontos de venda em Arvorezinha com super desconto. É dia 8 de janeiro em Arvorezinha. Promoção Motoclube de Arvorezinha. 26 anos de festival. Olha lá, que espetáculo, hein? Tu visto? Todo mundo vai pro baile do Chopp. Saluto a Dirceu e a todos do Motoclube que promovem esse evento. Buona provera. Va bem? Ecco. Ascolta, Juvenal Jorge Dal Castel, presidente da Sudita, anche lui, ben menaietto, ben piccoletto, vero? De Felice Natale, buone feste, della Assudita. Le conti, Juvenal, vai. Vai là. L'anno del 2021 è stato un anno pandemico, ma stesso ne abbiamo fatto alquante. Tagliamo parcelle grandi, grammatica e storia, Cucagna, scuola di italiano, abbiamo portato italiano dentro dell'accademia, dell'università, e il 25 incontro nazionale dei diffusori dell'italiano, e tutto questo grazie a tutti i soci della Sudita, ma anche a tutti i bravi lavoratori della salvaguardia che in qualunque maniera hanno fatto qualcosa per mantenere su la nostra lingua e la cultura italiana. Non solo che persone, ma anche importanti parcerie istituzionali con entità come la SEDAC del Governo di Stato di Rio Grande do Sul, l'IFAM, la UNESCO, la Unicentro, la Cooperlate, Cooperativa dos Produtores de Leite de Serafina Limitada, la Fibra RS, la FEIBEMO, il CONTALIAN, Comité Nacional Gestor da Lingua Italiana. Siamo arrivati a questo altro giro di anno stragrandi, rinforzati e con i legami più stretti. Così abbiamo fede di fare altre bravure sto anno che viene, come la reedizione dei dizionari dell'usato con l'appoggio dell'IFAM, Seitar con la Cucagna, scuola di italiano della Unicentro, e dei municipi del progetto, le Olimpiadi del Italiano e anche il 26 incontro nazionale dei diffusori del italiano che se lo farà a Sananduva. E così desideriamo a tutti buone feste e un buon principio dell'anno nuovo. Va bene, Juvenal, bravo, bravo. Ma abbiamo anche quelli della Migi Plus. Opa! Che ha anche loro un piccolo video ben sguelto sopra il Natale. Vai là. Uma história a gente não conta sozinho. Somos a soma de quem nos faz bem. Somos coração, somos carinho. Crescemos juntos, abrindo portas, abrindo caminho. Somos movimento, somos transformação. Somos coragem, somos união. A nossa base é o que nos move. É muito amor pelo que se faz. É o futuro construído de mãos em mãos. É produzir pra transformar. Muitas famílias, nossa família. É muito amor pelo que se faz. É o futuro de geração em geração. Muitas famílias, nossa família, em cada coração. Muitas famílias, nossa família, em cada coração.
transformação. Mini Plus 30 anos. Bravissimi, ah? Mini Plus, che bello Vai, menaio. su con asso, questa gente. E a tutti i nostri patrocinatori, ecco, quei che seguono Antri a 2 anni, è desde aprile dell'anno passato che seguono Antri, va bene. E se Natal, mi è vera? Proprio vera, ma potrei contare una frotola di Natale, o Una no? frotola di Natale. Solo il Natale. Ma Natale è serio e frotole no è? Ma allora, potrei fare una. Ah sì, ciò, aspetta, ma lei di Natale. E allora? Anni fa, ti sai che le famiglie già era grande? Oddio, fioi e fioi. Sì, fioi e fioi, che era mia Che era televisione. mia luce, televisione. Che era televisione, Ma mi si viene solamente una avanti, che una volta che c'era una famiglia che gli era mia bondi per fioi. Perché c'è il prete a casa, il prete che ha detto così. Una volta c'è il prete per tutto. Sempre per tutto che ha detto fa così. Ti vai mai in Italia? Sì, ha detto wow. Ha detto vai in Italia e vai là domande a Sant'Antonio de Padova. E in tacche che una candela a lui e domande che a Grazia chissà che è fioi. Lui è andato. Va a comprare un candelone grande. Quei grossi. La ga intaccata, ga pregare, ga tanta devozione, le viene a casa e ga scominciare a ver fioi, ciò. Ma l'era una all'anno, sì? Sì, che ha passato 5-6 anni, ciò. E 5-6 fioi, il prete un dico di passare là, ha detto, aspetta che fa fare una visita a Tony là. Lei arriva là, che battesimo fuori la donna, panzona così pronta per guadagnare una fila di fioletti, e ha detto scuola, ma prete, ha detto, ma guarda che meraviglia, che spettacolo c'ho. Sì, ha detto, siamo contenti. Dove è lo Tony? Ma Tony l'è andato a Italia a smorzare a candela perché se fermiamo più di ver fioi. Buona questa. Ma ascolta, allora questo cristiano aveva 9 fioi. 9 fioi, ecco, poaretto come un ragno. E che pensa, ma sto anno che da che a 9 fioi di Papà Noel dei regali. Pensa solo, sei pochi soldi. Ma poaretto. Far che? Ecco, e che ha detto setto che? Che manda una carta a Gesù Cristo. Una carta? Sì. A Gesù? Per vedere chissà che il meggiute. Allora c'ho lui poveretto senza tanta nozione anche, te vedi, no? C'ha il cavallino, va al paese, arriva là il correio, domanda una carta, una penna, là si sente addosso un cantone, scrive, borrea, paghea, su, spudea, là, e vai, mezzo cattivo, buttare via la foglia, c'appia un'altra, vai, finché gli ha conseguito, mettere sotto l'envelope, sbagnata su, là, de Tony, par Inri. Ah, par Inri. Inri, Gesù Cristo Inri, sì. No? E allora c'ho, è andato a casa. Allora lei era là per il giorno 10, 12 di dicembre. Sì. Lei era di antà. I tosi del correio gli ha detto, ma guarda qua che l'uomo là che Pariri. Per Gesù Cristo, che la carta qua non arriva, allora fermo che vedremo per vedere cosa che è. Verdi fuori lede Gesù Cristo, vengo per queste 2-3 linee e dirti che la situazione qua è terribile, siamo poareti come i ragni, non abbiamo soldi, vuoi regalare me 9 fioi, non so con che, per favore giutemi mandami 3.000 conti. 3.000 conti. Allora stitosi se guardai che ha detto, lo giutiamo. Allora femo una vacchina, che dice vacchina. Sì, una vacchina. Ora giunta su soldi, di qua giunta su soldi, 2 reali, 5 reali, 10 reali, 5 e vai e tira sui che catasun. Fagotto dei soldi così, per envelope, ciò. Ecco, finché che è arrivato il 1400 che ho detto forsiamo un pochettino per arrivarti 1500, manco 1500 conti, che era tanti soldi. Metti là, c'è il giorno 24, le capita, 23. Giorno 23 arriva là a cavalli, che il cavallo fuori, va dentro, detto che lo carte per Tony. Sì, che nella carta va via un fagotton così. E ciappa de Inri Partoni. Pianta scarsella e via, per strada che è una bella ombria della Maria Mola, 60 so, liga il cavallo e conta 5, 10, 100, 200, 500, 1000, 1500. 1500? Ma che godo mandare 3000 che ha detto, conta ancora, ma un'altra volta conta 1500. Ciappa cavallo, torna in drio. Torna in drio. Arriva là il correio. Ha detto che sarissero un'altra carta, una papel e una penna per mi scrivere. Sì. 60 toncantoni, scrivi, pianta retto envelope, de Tony Parini e via. Un'altra carta. I tosi del correio che pensà. Lui vuol ringraziarno. Sì, Via Dio per i soldi che gaccia pa. Allora, il verde della carta che era scritto così. Signor Gesù Cristo. Quale Tony? Ti ringrazio gran tanto per sforzo che ti hai fatto. Ma un'altra volta, mandami un cheque nominale, perché chi cancheri lì del correio mi portai via me.
No. Ciutta untia. Guarda Devo avanti. te, cara. Tony è sempre Tony. Mica idea che va a banda le sonadore. Ecco, le con te. Consonate, va bene. E allora Tose? Con piova, tempo di far pulito, di modo dopo che abbiamo tanta uva per far vin spumante, là, Parvalti che non sapevi che si de fuori del nostro Rio Grande, il Rio Grande do Sul è fortissimo in uva e vin. Ecco, per dire, è il stato che di più produce uva e vin del Brasile. Ecco. Capital nacional do vinho. Olha lá, e loro siete Bento Gonçalves, lá onde te guardi così te vedi uva per tutti. E agora inicia as pisas, né, Marostica? As pisas de uva que já tem em janeiro, fevereiro, março, né? Então la pisa da uva è scherzo di pestar coi piedi la uva alla mastella proprio, sì, ecco, che è un costume. L'era un costume una volta che non c'era mia le macchine, no? Sì. Pestea coi piedi. E le tose feia che lavoro lì. E c'ha mia le tose, sì. Sì, su e se ne tea bem i piedi, no? Hoje já não ia dar muito certo, porque tô com essa pargata meio molhada. Qual é que nós vamos fazer agora? Oi lá, Suzana. Oi lá. Vai lá. Oi Susanna, quando te ne vai in campana. Oi la Susanna, la cera lucciata che ti bagna. La rucciata è bella, ma mi bagna la donnella. Questa asciuga il sole, tra il profumo delle viole. Mamma mia non vuole, e sto sempre sotto un sole. Oi la non vuole, non sa quanto bello è il sole. Oi la Susanna, corre sempre verso il sole. Oi la Susanna, corre sempre verso il sole. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
prendere, fuggire, e lo via per terra. Voglio la pace, voglio la pace, voglio la pace, mai più la guerra. Voglio la pace, voglio la pace, voglio la pace, mai più la guerra. Voglio la pace. Grazie a tutti! Aê, che spettacolo stasera! Spacchiamo fuori tutto. E dopo andiamo tutti laddove della pizzeria Grande Bicco. Andiamo a mangiare una pizza buona, bere un vino, proprio così. Ma andiamo adesso un minutino ai nostri patrocinatori culturali. Vai là! caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Aê, vem avanti Marco Marsaro. Marco! Demo Marco! Proprio, escuta, estamos, ouve só, a Lojas Paludo, hein? Estamos passando para agradecer a todos vocês da equipe do Filó Italiano. E também a cada um de nossos 100 colaboradores. Olha só, 100
São 7 lojas, Paludo, 100 colaboradores. E milhares de clientes que temos em nossas lojas pela parceria ao longo deste ano de 2021. Esse foi um ano de muitos desafios e diversidades, e é verdade, mas com o empenho, com o empreendimento de todos, conseguimos superar as expectativas de trabalho. Estamos no mercado desde 1976, então são 45 anos, e nesse novo ano 2022 a loja Paludo deseja continuar trabalhando sempre para um futuro cada vez mais promissor. Maravilha, né? Vamos manter a esperança, sonhar, buscar novos anseios. Então, muito obrigado a todos e desejamos um Feliz Natal e um próspero 2022. Allora, un struconasso a tutti, das lojas Paludo. Maravilha. Grazie. Ecco, Marco, mi vedi lì da dove, Marco? Maravilha. Vuoi dire antes de dire città che chi che cammina ancora compartilhar? Tanta gente deu parabenizar il trio stasera, che bellissimo. Tanti commentari. Loretità, Ceará, Lajeado, Charrua, Romelândia, Boa Vista das Missões, Curitiba, Joinville, 2 Lajeados, Sananduva, Concórdia, Santo Antônio do Palma, Arvorezinha, Videira, Gentil, Carlos Barbosa, Francisco Beltrão, Ponte Preta, Chavantina, Renascença, Brotas, Camargo, São Lourenço do Oeste, Nova Prata, Quilombo, Pinto Bandeira, Farroupilha, Londrina, Ronda Alta, Santa Maria, Ilópolis, Nova Alvorada, Sério, Montebello do Sul, Casca, Encantado, Mussum, Assis Chateaubriand, Arroio do Sal, Itaipulândia, Veranópolis e Arratiba. Queste le città. Arratiba, che è passata da Rente là. Sì, passata da Rente. Ma Frottolete? Sì. Frottolete? Sì o no? Sì. Dobbiamo contare Vai. una. Sì. Agora due di internet, pode ser? Ah, sì. Pode ser de internet. Attuale, tipo, vamos dire così. Allora che era una famiglia che già era l'uomo e donna dottori. Medicina, no? Sì. Allora ella era medica e anche lui. Ma lui era renomato. Sì, no? era come... Ah sì, lei era grande l'uomo, Il meglio sì, medico, E aveva una impregata, una serva, una serva che era, mi ti vede, di Santa Catarina. E lui era qua del Rio Grande do Sul. E allora c'ho un dì, la dottora arriva a casa e la vede la impregata sentata su, bracci cruzati, mezza trista, e con 2 male pronte. E allora la Parona ha detto, ma nena, ma cosa fai tu? Oddio, no. Te sei trista e te sei con le male pronte, dov'è tu? L'ha detto l'impregata, ascolta bene, è il tuo uomo che lei è dottore. Lui quando dà il diagnostico di un che sta male, lui indovina sempre. Ah sì, la dottora ha detto, lui conosce tanto malattie che quando che lui dice guarda che lei va a morire, muore. E se lui dice mi te curo, lo curo. Ecco, vai bevi che il rimedio quando sta bene, sta bene. Là che caspita. E la serva ha detto, e allora non ti vedi? Quando che lui parla, che il diagnostica, la contesse. Ma ha detto, ma allora ho avuto arrivare dove? No, è che lui stamattina il mega ciapà con le 2 mante le culate e il mega detto ti de stasera non te passi via. E ma allora mi sono di ciappare e tornerà a Santa Catarina avanti di morire qua. Va a morire a Santa Catarina. Io dico che deve morire, era il medico. Il dottore che deve morire, ecco. E in Cristian salta insieme a te, a linea, 6 linee. E gli tocca piccare su per puta merda. La linea la va e la si ferma, torna in drivo e tal. E allora là della scianta che ne un annonzino. Sì. E l'annonzino viene e si sente al banco. Se i banchi, gli onibusi, i banchi alti. Là della scianta e se volta così l'annonzino sbriccia do. Lui ciappero per i bracci così te piantano ancora le volte. Fa un'altra scianta, l'onibus si ferma, dà una freiata, non si vede lui, ma signor, ciappano una franca, metti insieme un'altra volta. Vai del terzo viaio che le casca, col se fermare, parata per parata, no? Quello che ciappare, lo cambia da cima e detto, sento mia bonde te star insieme te la sento di fare questo bene e lui che detto e ti a me andar so perché le 3 volte 3 parate che vuoi andare so e tu te mi metti in dritta. Porca pipa, non conseguí
pra casa, já tinha passado 3 paradas. Em nome do Supermercado Polivalente, em nome do Supermercado Vitória aqui de Serafina Correia, né? E anche em nome da Modelo Pneus de Bento Gonçalves, qualquer bitola de pnei, ecco, allora Bridgestone, fari industriali, sportivi, fuori di strada, agricole, nazionali, ecco, e importai, lavori anche, no? Rangia le gomme sbuse, balanceamento, geometria, rangia su e trucca il filtro e limpa l'air condizionato anche, ecco. Fa tutto. Fa tutto, te rivelate sia a casa, va bene? Da famiglia Cecon de Bento Gonçalves, allora Modelo Pnei, giusto così? Sì. È così. Ecco, adesso andiamo a vedere. Le tose, sapevo che le tose le sono anche suonate di Natale. Nataline? Sì. Ah, sì? Sì. Chamem as crianças para assistir às músicas natalinas. Opa. Ok? Ma avanti un minutinho, adesso andiamo a vedere un ringraziamento speciale che facciamo al presidente da Cooperlate e a tutti i soci e clienti della Cooperlate di Serafina che è parcerassi della cultura italiana, mi è vero? Sì, Nelson. Ecco. Nelson Pavoni, dici qualcosa là, vai! Buonasera a tutti gli altri di questo programma e a tutti gli altri che mi ascoltate in questo momento. Vuol dire che la Cooperlate è una incentivadora di questa cultura italiana e anche grazie di avermi avuto questa opportunità di portare questo messaggio. Vuol dire che questo anno del 2021 abbiamo difficoltà e abbiamo grazie. Abbiamo entre le grazie conquistate aver attingisto la meta stabilita questo anno del 2021. Abbiamo il merito empresariale 2021 della Cisco. Grazie a tutti gli altri della Cisco per questa opportunità. Abbiamo il merito Talian 2021, grazie a tutti gli altri della Soddita che con tanto amore e carinho portano avanti questa cultura. Vuol dire che mi tocca ringraziare tanto a tutti qui che lavorano insieme sto anno, la lideranza, soci, amici, clienti, fornitori, funzionari, collaboratori, che col lavoro di tutti abbiamo trasformato difficoltà in conquiste. Anche vuol dire che siamo la settimana del Natale, che questo Natale il menino Gesù renasce con fé, speranza, che questo rinascimento di Cristo renasce pace entre noi, famiglie, per enfrentar le difficoltà del prossimo anno che si scomincia. Allora, un felice Santo Natale a tutti e un anno meglio di quel che siamo drio finire, per avere forza per enfrentar le difficoltà del prossimo anno che si scomincia. Grazie a tutti. Va bene, che spettacolo. Ma allora qui in casa, qui Tosatei, vuol sapere se altri sono musiche nataline. Oh! Sì, giusto. Ecco. Ecco. Femo? Femo. Va là. Andiamo. Eccolo là! Sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar.
Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegra cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegra cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Coloquei meu sapatinho. Aonde? Na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. O gaitaço do Natal. Stasera si spaghiamo fora tutto, fine 10:30 stasera. E o Grão de Bico tá preparando umas pizzas pra gente, tá? Todo mundo vai pro Grão de Bico. A pizza que é um espetáculo. Descobri um sabor novo lá, hein? Depois vou falar, agora não tô lembrado. Qual que é, Giza? Aquele sabor da última vez que a gente foi pra lá, que tava muito... Hã? Toscana? Será que é Toscana? Buonissimo che mai. Ascolta, gavemo um poema belíssimo de Natal. A Buffon tem uma mensagem especial para você. A rede de postos Buffon, após mais um ano difícil, com certeza agora é tempo de celebrar. Sim, celebrar o lado bom da vida. A Buffon deseja um Natal abençoado, com muita paz, amor, saúde para você e todos aqueles que você ama. Agradecemos a sua parceria neste ano que passou e que o próximo ano seja cheio de grandes conquistas e muitas realizações. Lembre-se, você pode contar sempre com a nossa energia para renovar a sua. Estamos sempre ao seu lado, da cidade à praia, da rodovia ao aeroporto, do verão ao inverno. Se no caminho tem Buffon, então tá muito bom. Há 30 anos abastecendo o lado bom da vida, tá bem? Que maravilha! Bom, agora tem um poema lindo da Luísa Marsaro Reolon, Notte de Natal. Del prete Joan Leonir dall'Alba, Notte de Natal. Ma bel, c'era bel, proprio bel, sentar sulle nuvole con luce a colori, parlea il Signor con Giuseppe e Maria. L'intorno solea gli angeli bianchi, suonando la musica, suonando la tromba, ballando e cantando. Il nostro Signor con robe de oro, ma bel, mas lucente, il vientin sua casa lo tocca nel viso e gli dice contento: ma vieni anche a te, zolar con gli angeli, pregare e cantar, e subito te un attimo, zolea, 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 tra medio le stelle, intorno alla luna, in su e in do, nella pace, nel cielo, par sempre,
Ma guarda che imbroglio! La do e lo chiama da bravo Toseto. Ludò fa un sciantiso svitando ben sguelto para l'arco baleno, cascando rento de un letto de fiume, verdendo gli occhetti, che dice la mamma. Mio caro tatin, vien veder che bel che il presepio. Mamma, ascolteme, son sta in paradiso, com'è bello il Signor Bambino Gesù. Che dolce armonia, Giuseppe e Maria, che felicità. Maravilha, que espetáculo! Mandar aqui um saluto à família Deitos, a Bibiano e sua família, seu colaboradores do supermercado Polivalente, fim de ano e supermercado CV de Mate. E no mercado que se encontra Oremos, essa espumante aqui, né? E a Fante também tem a Dusch, né? Dusch Fest, que é um espumante sem álcool, tá certo? Então você encontra no Polivalente e em Serafina, no Supermercado Vitória. Um grande abraço, Anca, a quei de Bento Gonçalves e região. Se teu cor é Penei, qualquer bitola, guarda bem, modelo Penei. A modelo pneus da família Checon de Bento Gonçalves tem o pneu certo. A marca que tu imagina, o modelo e a bitola que tu precisar, ok? Vanti, giorno 28 adesso, terça-feira agora, a última terça-feira do ano e a primeira terça-feira do ano, não teremos live, ok? Não teremos o nosso filó, nós retornaremos no dia 11 de janeiro. Giusto, Cosita? Próprio Cosita. Vorremmo ringraziare Adilnet, provedor di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, la Migi Plus che fa razioni e supplementi per tutte quante le bestie, sia cavalli, piegore, becche, polastri, galline, porchi, vacche d'ingorda o vacche del latte. A Migi Plus ha la razione e supplementi per tutte queste le bestie. Ecco, la botta superleve Baspan, il meglio stivale che está in Brasil. A Basso Pancote é distribuidora de mais de 10.000 itens. E a Basso Pancote deseja um Feliz Natal, um próspero Ano Novo a todos os seus clientes, a todos os seus colaboradores, em nome da direção da Basso Pancote, a todos os distribuidores de seus produtos, as agropecuárias e casas do ramo que distribuem todos os seus produtos, inclusive deseja também Feliz Natal e próspero Ano Novo a seus fornecedores de diversas marcas de produto, em nome da Baspan. Supermercado Polivalente, recém falei, vodka Raiska e Oremos, essa bebida é muito boa. A Fante produz quase 100 produtos de altíssima qualidade. Temos também a Pian Alimentos, ração para cachorro, gato e peixe. A Pian Alimentos deseja a todos os seus clientes e distribuidores da ração, que é a prioridade, é o seu bichinho de estimação, deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Ecco, Vinícola Vanissul anche, che sia un anno di tanta safra de uva, olha lá, de uva buona, de uva bella, che si possa fare un vin buonissimo per celebrar, per comemorar, per revivere buoni momenti con cin de un gotto de vin. Ecco, Vinícola Vanissul. Va bem? Cosita-se e a Lojas Paludo, ecco, várias cores e modelos de chinelos da Coca-Cola você encontra nas Lojas Paludo. Também blusas femininas, camisetas masculinas de R$ 39,99 até R$ 79,99, camiseta masculina Lee por R$ 99,99 e também marcas Cavaleira, Triton Leves e muitas outras marcas renomadas. Aceita cartão em até 10 vezes, certo? Cartão em até 10 vezes sem juros. Então venha fazer suas compras nas Lojas Paludo. Cada R$ 250 em Vale Compras, você concorre a um Vale Compras de R$ 600, sorteio dia 27. E presenteie a família, quem você ama, o amigo secreto com Vale Presente da Paludo. E que tem horários diferenciados agora no final do ano, no Instagram, no Facebook, você encontra os horários da rede de lojas Paludo. Ecco, cosita. Migo ideia che adesso demo a sonade. Migo ideia.
eu gostaria de uma música moderna, que está tocando bastante agora. O que vocês poderiam tocar? Para sair um pouquinho do italiano. Nosso som é, mas se você vai gostar, piseiro tá rolando e não pode parar. Essa na roça é assim, segura minha mão que você roda pra mim. Se dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer, só eu e você. E dança assim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos chamegar. O piseiro vai bombar. E dança assim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos chamegar. O piseiro vai bombar. É o passinho do piseiro. Dança assim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos chamegar. O piseiro vai bombar. E dança assim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos chamegar. O piseiro vai bombar. Que spettacolo, eh? Em nome di Vinicola Vanisul, em nome do supermercado Polivalente Supermercado Vitória e anche del Modelo Penei de Bento Gonçalves, chamemos nossos apoiadores culturais. Vai lá! A minha vez? Não é! E dá! Não! A minha vez! Não é nada! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado.
Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Come va? Bene, bene. Ciao, Vendere siamo stati a Barra do Rio Azul. Un bel paese, 1800 abitanti. Sì. Intorno 2000. Proprio. E sabato siamo stati Nova Bassano. Sì, na festa da Fertipel. Fertipel. Olha lá. Empresa preocupada em agregar ao solo nutrientes necessários que, aliado aos cuidados que possibilitam aos produtores rurais uma alta produtividade, com facilidade de manejo, aliado aos cuidados necessários com a prevenção ambiental às várias culturas, né? Então, que culturas? Erva mate, hortifrutigranjeiros, flores, frutas, enfim, e cereais também, né? E ecco, proprio così, dispõe da linha de fertilizantes orgânicos, orgânico-mineral. Orgânico-mineral, próprio, é composto orgânico classe A, ou seja, adubo orgânico granulado e formulado NPK, ou seja, é um produto de altíssima qualidade que faz a diferença. Ok? Certo. Guardi che piantei tanta erba mate. Opa. Che vi occorre che l'adubo, che l'è granulato che non fa poeira. Capito? Le Fertipel. Fertipel, questa é a marca próprio. Entra nas redes sociais e digita Fertipel. Então, um agradecimento especial ao Olmar, Olivar, Odimar e Idiomar. Os truconaços aí, Fradei lá. Tudo em Fradei. Eles desejam a todos os colaboradores, familiares, amigos e clientes santo e felice Natal e um buonissimo ano novo. Giusto? Va bem, avanti così. Vamos pro grão? Opa, pizzaria Grão de Bico. Próprio, vai todo mundo pro Grão de Bico. Mais de 60 sabores de pizzas. Ambiente amplo, adequado e familiar. Lanches, alaminutas, porções, sobremesas. Bauru ao prato. Já comeu bauru ao prato do grão? Bueníssimo! Acompanha a batatinha frita, feita na hora, caprichada, Eco. Aberto de terça a domingo. Ara lá. O telefone é 3444-1490. 3444-1490. Qualquer serafinense sabe, decora o número do Grão de Bico. Eu também há 35 anos, sempre o mesmo número. Meio pizza de Serafina, região, Desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. O Beto, a Elisa, Alfonso, o Caetano e todos os seus colaboradores, a clientes e amigos, que na mesa de todas as pessoas não falte comida neste novo ano. Próprio Cocita. Então, 35 anos de Grão de Bico em Serafina Correia para nós é um orgulho muito grande e daqui a pouquinho estaremos lá jantando a pizza saborosa do grão. Va bem? Que beleza. Cocita-se, maravilha. Ecco. Gavemo che? Mandare un saluto a quelli da Vanissul, che vem Moscato Giallo, Niagara, Bordeaux, Cabernet Sauvignon, della Avanti. E anche a Marco, se tu devi venire dentro. É que lui viene mi tocca andare mica perché sennò il citar se va su, proprio Cosita, va bene, ecco. Mi idea che allora andiamo a chiamare Sonade. Sonade dopo andiamo per intervallo? Sì, le tose liles e pronte gadito. Certo che ho saputo che le devo partecipare di un festival. Un festival, banda le tose. Ecco. E allora? Bene. Com'è che è essa storia? Vocês estão participando de um festival? É isso? Reality show. Como é que é o nome? Reality show. Uau, explica para o pessoal como é que funciona isso. E como é que vocês estão? Então, a gente está participando do reality musical Estrelas do Sul, promovido pelo Santo Fole, né? Lá do Paraná. Irati. Quantos participaram? Foram 117 bandas inscritas e 20 selecionadas. E o Del Pargatas, né? Até mandar um abraço para Amanda Tomé, nossa acordeonista
do De Alpargatas, né? Tá. E a gente se classificou entre as 20 bandas, né? Das 100 e poucas, vocês estão entre as 20? Na verdade, estamos entre as 4. Finalistas. Nós somos já. finalistas. Aê! Uhul! Que espetáculo! De 20 bandas foram 12 selecionadas. Das 12 depois foi para 8. E das 8, 4. Fofinha, pelo de óculos, Maria. E próximo domingo definem mais 2 finalistas. Porque são 4 jurados, então é um representante para cada jurado. E nós representamos o time do Leco Bertoldo, baterista. Né? Então somos o time do Lecão. E a gente Então, quer agora- aproveitar para pedir Tá. pro pessoal, né, que logo mais vai abrir a votação, é por voto popular. Então, se puderem dar aquela forcinha pro nosso trabalho. Aonde? A gente vai Como eles fazem? A gente vai divulgar lá nas redes sociais do De Alpargatas o link. Provavelmente será assim, né? Um link que a pessoa vai clicar lá e vai escolher a sua banda, que somos nós, é claro. Tá, quando é que vocês Sim. vão se apresentar novamente agora? Agora, a princípio é no dia 9 de janeiro daí. eu acho Ainda a que em Santa confirmar? Catarina. Isso. A data é para ser dia 9, a gente só não sabe o local, né? E a gente Dia tá 9 é muito... no domingo? É no domingo. No domingo. Isso. A gente está muito feliz, né, em poder representar o Rio Grande do Sul, Santa Maravilha! Catarina, né? Show de bola. Única banda de mulheres. Parabéns, E parabéns. mais feliz também de poder estar aqui hoje, né? Divulgando mais uma vez o nosso trabalho Que e bom, na que companhia bom. de vocês, que são muito queridos. A gente é fã do programa e sempre fica muito feliz de poder estar aqui. Grátis. Ainda mais numa data tão especial, né? Que eu acho que o Natal, ele realmente ele aproxima as famílias, ele une, ele abre esse sentido da sensibilidade, da compreensão, de todo esse carinho de um com o outro. Então, é muito bom estar aqui hoje. Que Obrigada. bom, maravilha. Nós que agradecemos. E a música, qual que é a música que vocês estavam falando antes? Que vocês... Tem a nossa música da banda, que foi numa das eliminatórias, na primeira, a gente passou com essa música aqui. Vocês vão apresentá-la agora? Sim, pode ser? Vai lá! Sim, bora! É música do De Alpargatas! Se eu vir uma cordiona chegar, mas que tem bailão da Alpargatas, fandango, delegado e vaneirão, animando a moçada, vou parar a madrugada, a mulherada no comando. Se quiser sair dançando, pode vir, não tem errada. Um floreio elegante, bonito e bem decente, é que eu vou me divertir. Sou mulher e toco baile, se não me respeitar, eu puxo a gaita e tchau pra ti. No floreio elegante, bonito e bem decente, é que eu vou me divertir. Sou mulher e toco baile, se não me respeitar, eu fecho a gaita e tchau. Se eu vir uma cordiona chega, mais que tem bailão da Alpargatas, fandango, delegado e vaneirão, animando a moçada, vou parar a madrugada, mulherada no comando. Se quiser sair dançando, pode vir, não tem errada. No floreio elegante, bonito e bem decente, é que eu vou me divertir. Sou mulher e toco baile, se não me respeitar, eu fecho a gaita e tchau pra ti. No floreio elegante, bonito e bem decente, é que eu vou me divertir. Sou mulher e toco baile, se não me respeitar, eu fecho a gaita e tchau pra ti. De Alpargatas, o Estrelas do Sul! E vamos de gaitaço! São balance de cordiona. Eu dei Alpargatas, Estrela do Sul. Chama, não chama! Vem, gaiteira! Que bacana, que mestieramento. Ascolta, Franco Saccardo, un collaboratore del nostro Filò,
viene con una curiosità del calendario veneto, no altri che siamo discendenti del Veneto, è importante sapere e vedere cosa che ha da contarmi. Vai là Franco! Cari amici del Filò Italiano, buonasera, come va? Tutto bene? Stasera vi voglio parlare di una curiosità. Vi voglio parlare di quando che scominciava l'anno del popolo veneto, perché pochi sa sta roba qua. Ecco, immagine che i veneti aveva il calendario degli antichi romani, ancora prima di Giulio Cesare, e aveva il scommissio dell'anno è il 1 marzo, immagine. Ma una roba curiosa, sapevo qual è che è? Provi a ascoltarmi. Allora, l'anno scominciava il 1 marzo, e ora il primo mese già era marzo, il secondo già era aprile, e il terzo già era, così dopo di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto. E il settimo mese del calendario veneto si chiamava settembre, 7. L'ottavo mese si chiamava ottobre, e il nono mese si chiamava novembre, e il 10° mese si chiamava dicembre. Ma che bello, una roba incredibile, e c'era proprio in armonia i nomi dei mesi, c'era in armonia col numero dei mesi. Interessante. Però cosa è successo? È successo che arriva Napoleone, nel 1797 si arriva Napoleone Bonaparte, che finì fuori con la Serenissima Repubblica Veneta e che porta via anche il calendario dei Veneti. Ecco che lui l'ha introdotto e l'ha messo, quando siamo sotto la Francia, e ha detto basta il calendario veneto, adesso mettiamo quello di Gregorio Magno. Però a settembre non c'era più il 7° mese, e neanche a dicembre non c'era il 10°, ma già diventa il 12°. Allora qua già era lo meglio. Ecco, già questa è la curiosità che volevo dirvi stasera. Con questa occasione, di stasera, voglio mandarvi un saluto a Marco, voglio mandarvi un saluto a Marino, voglio darvi un saluto a Roger, e dopo voglio darvi un strucconasso al mio caro amico Edgar Marostica. Però vi saluto tutti. Ciao a tutti, ciao ciao. Va bene, Franco, strucconasso a te, grazie per questa spiegazione. Sti giorni qua, noi abbiamo fatto un scherzo qua del nostro Filò, solo Spunciarol, mi e la nostra equipe qua. Però dopo mi e Vincenzo, mi compare Carlo Tabaldi, che abbiamo fatto, tolto su immagine, fatto un video sopra Spunciarol, Sciopparol, Scioccarol, come che voleva altri, che era quel cano de taquara con legno e con le balettine, quelle verde, vero, de campo che seccata in volta lì, che era un scherzo de Tosatei, che se giughea gran tanto. Dimo vedere che l'è bellissimo, vai! Natan, isso daqui é um brinquedo. Quem fez foi o meu compadre, o Carlos Tebaldi. Olha só, esse aqui é em italiano, subbiotto, um apito, quer ver? Ui, olha só. E esse aqui, eu aprendi com meu pai, com o nono, que eram brinquedos da época. Chamavam de Sciopparol, muitos de Spunciarol. E vão as balas aqui. Mas cadê as balas? É o que eu tô perguntando, não tem? Ah, eu vou lá pegar, espera aí. É essa? Não, não são essas balas. Esse aqui é o brinquedo da tua época. Vem aqui e atira lá, quero ver como é que funciona isso aí. Eu nem vi como é que funciona, quero ver. Ah, mira no leão lá, quero ver. Força.
Mas aí que vão as balas, né? Quero ver como é que é essa bala aí. Que não é a mesma bala dessa. Não é? Não é. São umas frutinhas. Ele trouxe também umas frutinhas ou não? Eu vi. Então vai buscar, faz favor. Não são essas balas aqui, pega lá. São, inclusive, Vincenzo, são frutinhas que eu conheço como frutinhas venenosas. Inclusive a ovelha é o único pasto, o único verde que a ovelha não come. Segundo o maestro Aladir Ferro. Quer testar para ver como funciona isso aqui? Mas primeiro eu tenho que saber como é que é. Então, vamos lá. Vou explicar como funciona essa arma de brinquedo. Um scherzo, um brinquedo da minha época, da época do meu pai, do meu avô. Vincenzo, Carrinho de Lomba e brinquedos criativos na nossa época e dos nossos antepassados, né? Porque não tinha para comprar nas livrarias, nas casas de brinquedos igual ao teu aí. Então, a gente criava o próprio brinquedo. Você pega uma frutinha dessas, tá? Olha só. E coloca ela na ponta do cano, que é bambu. É taquara. Tá? E vai empurrando até essa frutinha chegar, olha só, o espaço dela para ficar na ponta, tá vendo, Vincenzo? Ela vai ficar aqui, ok? Depois você pega a outra e coloca aqui. E aí, coloca o bastão redondinho, exato. E aí o que acontece? Essa frutinha aqui, com a pressão, quanto mais bem encaixada e firme ela fica, justa, mais pressão ela dá, entendeu? Então, essa frutinha aqui vai empurrar com pressão, essa aqui vai explodir, vai sair, a bala sai aqui. E essa aqui fica como bala, para uma outra empurrar essa que está na linha de frente, tá certo? Vamos lá? Vamos de novo? Vai, olha lá, olha a força que vai. Ha! Show de bola, né? Ó, tá vendo a frutinha aí? Ó, a frutinha já está preparada para outra bala. Quer tentar? Pode ser. Agora é tua vez? Vamos lá. Olha só, Vincenzo, é importante. Na rua, nós já fizemos teste. Chega até a 30 metros a bala de distância. Então, esse brinquedo, na nossa época, era jogo de se pegar, de se esconder, né? Gata cega, jogos da nossa época. Então, vamos fazer um teste para ver se o Vincenzo pegou prática, para ver a força da bala? Vamos lá. 1, 2, 3, foi! Uhul! Conseguiu cantar, Roger? Spettacolo, Spettacolo, che scherzo lì, un ringraziamento a mio compare Carlo Tebaldi, si è dedicato tutto a fare e fare la dimostrazione del suo parole. Quanto giocare con che scherzo lì. E come va distante, né? Sì, abbiamo scuola d'italiano. Sì, in cui andiamo a vedere l'accentuazione delle monosillabe con l'oremi, l'oreggian, pencal. Vardela. Buondì! Ancora vediamo un'altra lezione sopra il funzionamento dell'accentuazione grafica nell'italiano e vediamo allora come che funziona l'accentuazione con le parole monosillabe. E la regola generale dice che se la parola non ha solo che una sillaba e la si finisse in vogale, allora non la porta via l'accento. Magari, se queste parole legano un omografo atono, allora sì, si deve accentuare la parola, va bene? Questo succede, per esempio, con l'avverbio la, che porta l'accento
para differenziare dell'articolo la. Lo stesso succede con il verbo so, che porta allora l'accento per si differenziare del pronome so. Esempio qua, mi lo so che l'italiano è una lingua brasiliana. Esempio con il pronome, quella là è la sua casa, non è mia la mia. Bem? E un altro esempio che vi ho portato qua sotto è del verbo da, che si opera l'accento per differenziare della preposizione da. Va bene? E questi esempi sono le parole monosillabe, valtricate allora in le pagine 42 e 43 della grammatica, e là anche valtricate altre spiegazioni più sgrandate sopra tutta l'accentuazione grafica e anche sopra altre regole del italiano. Va bene? Allora un struccone e secateo. Maravilha, hein? Un struccone alla Loremi. Ecco. E noi adesso di questo momento vogliamo fare un ringraziamento speciale a tutti quelli che hanno partecipato, vero Marco? Che sono stati con noi tutto l'anno del 2021. Sì? Patrocinatori proprio. Che mandare matéria. Sì. È fondamentale. Franco Saccardo che sta uno di qui del P che ha mandato. Senza questo non sai. Senza questo che ha detto che sai mieta live. Ah, va Marco. Cosa adesso adesso? Puoi imparare adesso. Grazie. Grazie Franco Saccardo. L'ora sarà di dirne. Ringraziare loro tutti i musici, i patrocinatori, qui che hanno mandato materia. Sonatori che si vengono a presentarsi. In special Franco Saccardo che ha mandato uno di quei che sempre a Sudita che ha mandato sempre le scuole d'italiano. Patrocinatori tutti gli altri, vi desideremo un benedio e santo Natale, un anno nuovo di tanto lavoro. Sì, perché se lo regala oro, ecco, e va bene, demo bene anche a tutti va bene, ecco, così sì, ma di tanta salute, di pace, di rispetto, di volersi bene, mia vera che sei così, di un mia disturbare la vita di quell'altro, è vero, sì, ecco, proprio così. Cosa che ancora, Marco? Tanto Clorolina, ringraziare a tutti che hanno condiviso durante l'anno le live, che ha dato incentivato tanto a fare anche, Sì, proprio. Ringraziare di commentari tutti che sempre bete do che per Nanti le importante che partecipano. Proprio vero. Mi dice città allora finalizzando lì, allora città Santa Teresa, Sulina, Balneário Camboriú, São Domingos do Sul, Westfália, Itiquira. E sta chi scriverla, Marco? Ma le sta come testo da un tosatello. Se sta Vincenzo? No, mia sta Vincenzo. Un altro che apparesse. Matteo se sta. Matteo? No, neanche. Le sta un che non è fuori. Tony. Ela è Itiquira, ma la città di Itiquira, come testo do qua, Formosa, Cuiabá. Vedi là in che... Itiquira, se lei resta qua del planeta Terra. Ou fora, Formosa, Cuiabá, Alvoredo, Travesseiro, Nova Araçá, Nova Brécia, Videira, Vespasiano Correia, Campo Largo, lá em Rondinha, Maximiliano de Almeida, dois vizinhos e São Valentim do Sul. Vedemos Itiquira, onde que... Mato Grosso! Aê, Mato Grosso, meu Mato Grosso amado! Prima volta que participa. Ele está parqueira. Às vezes que ele já salvou, pode pedir música. É verdade. Muito obrigado. Josi, velho. Ma allora adesso facciamo un ringraziamento speciale alla Gilnet, a Junior e a tutti i suoi collaboratori, tutta la sua equipe, i suoi soci, alla Migi Plus, a Tadeu, a Flauri e tutti i suoi collaboratori, soci, a Baspan, per via della Basso Pacote, che è distribuidora de più di 10.000 itens, a Oneide Basso, a Jair Pancote e a tutta la direzione, collaboratori e a tutti quelli che fa parte, vero, le logiche che rivende. Polivalente, supermercato della famiglia Deitos de Santa Rosa e supermercato Vittoria de Serafina. La
fante de avó di Carrais, che è di una muccia di altri prodotti, e della Oremus, campionissima di un concorso a pochi giorni in Drio, che è buonissima, vero? Abbiamo la rete di postos Buffon, ecco, che abastece auti, camionette e camignoni e che imprega di più di 2000 persone, che sia 30 anni nel mercato con quasi 100 posti di combustibile. Successo a Valtri, che lavori tanto, parlo con loro, ma è mia facile. Noi che abbiamo qua dentro del nostro filò patrocinatori fortissimi, ma lavora tanto. A colpi mi fa fine anche per casa, certo? Perché non ha tempo neanche per famiglia, a colpi neanche per niente, per laser, poche ferie, perché quando che ti arrivi a un punto del crescimento del tuo negozio non ti puoi abbandonarlo, non ti puoi lasciarlo in Drio, ti tocca mantenerlo, perché quando che negozi c'è, pensieri c'è, negozi grandi, pensieri grandi. Ecco, allora la Pian Alimentos anche, che anche loro lavora tanto e si tira tanto, un struconasso a loro, ringraziarli a tutti i fratelli, a Tony, a Paolo, a Piero, a Jair, a Carlo, tutti loro, sono collaboratori, tutti che lavorano con loro. Abbiamo la modello Penei della famiglia Cecon, che è come fratelli, un struconasso a Gustavo, a Agostinho, a Gelso e a tutta la famiglia Cecon che lavora con loro là. La vinicola Vanni Sul, che tutte le live vin. Vinde a Vanni Sul, ecco, a Vanderlei e sua famiglia, tutti un struconasso. E a Camilo, a Stevan, a Everton, la Miriam, a tutti le logge Paludo, che loro bisogna che stai sempre in te la moda, bisogna che vende prodotti bei e buoni, che dopo resta in Drio non si vende più, mi è vero che se così anche avere loggia, non so se mica faria coraggio un dì di avere una loggia, allora dire che vadi si coraggiosi, mi è vero? Che vi tiri avanti, bisogna essere sempre con la tendenza della moda, vero? Con i lanzamenti, star sempre, perché sennò te vendi mia così, con i colori, con le stagioni dell'anno, ecco. E sempre con la qualità, sempre pensando. Ma allora lavora con le meglio marche che esistono nel mercato dello struconasso. Valti che sono i nostri collaboratori e non possiamo smentegarsi, mandare un saluto a Beto, do Grande Bico e a tutta la sua equipe, che quando è nasciata, tutti mangiare no Grande Bico par conta e rischio do grão. Va bene così. E tornando a parlare da Loggia Paludo, adesso è Natal, final di anno, è ora di presentare, di comprarsi roba nuova, andare via ben vestiti, esplosioni. Noi siamo italiani, tanto sparagnoni che a colpi la meglio camisa la siamo là. Un dì morimo, un dì la va fuori di moda. Allora è un dittato che dice dopara sempre la roba che te vuoi bene. E quando te ne pi va a Loggia Paludo e compra nuova. Ecco. Non sta da Dio panciane, mi è vero che sei così. È così che funziona, ecco, sì. Va bene. Finimo il programma. Ringraziamento speciale a Gisa, a Josiel che stai con noi sempre diretto. Maraviglia. Ok, mandiamo un saluto a Marinho. A Marinho. Ecco. Anche alla Dira. Alla Dira, vero. Chi ancora? Brutin. Brutin. Il nome del Brutin è calma. Luis del Prete e Nilso del Pupà. Brutin Balbinot. Balbinot. E com'è che ha detto che l'altro è? Non è Balbinocci, è zio polacco. Balbinot, porco Dio. No, Dio adesso Dio. Ciao, mi è solamente una volta che c'era un cristiano che le stava là ben davanti il Natale, che ha detto no, là per il giorno 15 di dicembre lui stia mal, un stiramento da panza, un mestiere e via di Drio che dea mia conta ciò, non che dea conta ciò, allora sta mal, ma anni! 100 anni in Drio, se era un dottore nella comunità era tanto, cioè. E allora c'è andato da questo dottore, e allora mai sentito parlare in suppositori, no? Mai sentito dire, va là da questo dottore, il dottore è moderno, il dottore è formale, il dottore che ha facoltà, il dottore parla difficile, e Tony, poveretto, di stare là in colonia, mai andato a scuola, avuto che capisse, che avuto che sai che, e allora il vaccio a cavallo,
del dottor, arriva là del dottor ci ha sfenito perché a cavallo tutto pensa che aveva mal del cavalotto, ancora andato a cavallo fermando 3 volte serve. Arriva là il dottore a consultare e dice che no, amico molto male qua, mi va in giù e qua non so che posso più. Allora il ha detto guarda, mi so cosa che avevi, ma dopo che il mestiere qua che non ha problemi neanche a questo suppositorio, mi ha detto ma come conti di fare? No anus, ascoltami qui, ascolta, no anus, no, va bene? Ah sì, ecco, va, fuori per la porta, c'ho anus, e vai, torna in drio a cavallo, arriva a casa, e ha detto, vecchia, il mestiere lì le permette l'anus, che l'ha detto? Telanus, ma come così? È lo che il mestiere lì? È lo che remedio? Ma che remedio? Mi hanno capito niente. E ha detto, ma fa così? Torna in drio là del dottor. Tornare in drio che pure male che non so. Ma torna in drio domandare che c'ho torna in drio a cavallo piano un soldo, un cancio. Arriva là e ha detto, dottor, scusami, ma voi mi capi spiegare a me non mi capivo pulito come fare, ma non ho querido no anus, no retto, no retto. Ven, ecco, torna in giro, arriva a casa, ma non ha detto. E allora, detto capivo pulito come fare? No. Ma allora fronte che? Dico, vai su del compare che lui legge giornali, lui è avanti. È il gala radio, lui è una persona più avanti, vai su domandare che lui. Compare, te sai che sto, sì, te mi hai contato che stai bene, me lo sito andato dottor sondato, ma il mega da chi rimedi qua, e il mega dito che lei permette l'anus, go domandare alla donna, non la sa, dopo mi torna in drio, il mega dito per mettere terretto, domanda che la donna la sa, ha detto per me domandarti a te se te sai cosa che vuol dire sto mestiere, come che deve fare con questi rimedi, e a pensare, anus, retto, non mai sentito dire il gadito. Bene, ha detto, ma fa così, ciappa il cavallo e torna in Dio domandare al dottore, che gadita, so bene che da 2 volte, se va la terza capace di arrabbiarsi e mandarmelo piantare nel culo. E era là che gli voleva. Ciao, ma le sta pesadetta, ultima dell'anno. No, altri italiani via del drio è tutto il culo, via del drio del culo dell'auto, via del culo del cavallo. Ecco, che ha detto guarda che la divisa la passa qua del dio del culo del nonno e via in mezzo gambe da nonna va su arriva la via. Così mi va a banda le tose. Ecco. Allora a tutti quanti un strucconasso! Feliz Natal e prospero anno nuovo. E allora tose. Ecco. Chiamo di mandare un saluto a chi avanti di finire. Sì. Che mandava un abraço para quem? Jacinto, Jeremia, Larissa, Kátia, todos meus amigos. O Boniton. Boniton também. E quem mais, Mari? A família Jeremia e todo mundo que assistiu e acompanhou a live e que te acompanhou todo ano. Porque tu merece isso que é feito aqui, é pura cultura, é entretenimento e é muito legal. Então tu merece maravilha. Ecco, un ringraziamento speciale a Valtri che assistì, che compartilhei, che passei avanti, che c'ha 1000 persone per vedere meno altri. Scusami di qualche parolassa, di qualche sbaglio, di quel che avevamo, ma tutto bisogna passare per sopra, mi è vero? Ecco, viene un anno nuovo, vita nuova e così avanti, certo? Andiamo avanti. Sempre avanti. Bom, desejar a vocês um Feliz Natal, um próspero ano novo, com as famílias, com os amigos, com muita festa, com muita alegria, porque afinal de contas, passamos 2 anos complicados, difíceis, sentimentos a quem perdeu alguém da família nesses 2 anos, muito triste para quem trabalha com arte, que não ganhou dinheiro, que sofreu demais, consequências financeiras, doenças, não foram 2 bons anos, mas enfim. Estamos aqui, né? Estamos aqui, vamos celebrar, vamos comemorar. Nós temos espumante para depois tomar, antes de ir conhecer o Grão de Bico. Acho que o maior presente nesse Natal e Ano Novo é poder ter saúde, né? Poder estar perto das pessoas, com poder certeza. viver. Né? Viver. Vamos viver. Vamos viver bem. E que o amor cure o mundo. Exato. Com certeza. É o que falta, muito amor. Sensibilidade. Temos que ter mais amor. Paciência. É vero. Paciência, respeito, dell'avanti. Così tá. Mais uma vez o nosso muito obrigada. Mas nós é que agradecemos. Feliz Natal a todos que acompanharam o programa, né? Todo o ano e que ano que vem acompanhem mais e Vamos mais. Vamos aí novamente. Vamos encerrar com qual?
Vamos será fazer uma... Olha lá, 5 cavai que trotam. Andiamo avanzando. Quattro cavalli che trottano sotto la timonella, tutto venir noi bella, tutto venir noi bella. Quattro cavalli che trottano sotto la timonella, tutto venir noi bella, in sulla riva del mare. Che bella notte che fa in barchetta, si va a far l'amore con te. Che bella notte che fa in barchetta, si va a far l'amore con te. Venne alla tua finestra, Bruna, oh mia bella Bruna, Canciaro della luna, Canciaro della luna. Venne alla tua finestra, Bruna, oh mia bella Bruna, Canciaro della luna. Andiamo a fare l'amore. Che bella notte che fa in barchetta, si va a far l'amore con te. Che bella notte che fa in barchetta, si va a far l'amore con te. Sul mare luccica l'astro d'argento, raggi dell'onda, prospero il vento. Sul mare luccica l'astro d'argento, raggi dell'onda, prospero il vento. Venite alla gelea, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Venite alla gelea, barchetta mia, Santa Lucia, Santa. Con questo zeffiro così soave, oh com'è bello star sulla nave. Con questo zeffiro così soave, oh com'è bello star sulla nave. Sui passeggeri venite via, Santa Lucia, Santa Lucia. Sui passeggeri venite via, Santa Lucia, Santa Salute a tutti!
Grazie a tutti! ¡Feliz Natal! ¡Buon principio! Oremos! Pace e felicità! Salute! A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vem? Não é! E dá! Toma! A minha vem! Não é nada! Não é! Para! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.